Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, martedì 21 marzo. Dunque, la notizia che abbiamo dato ieri, che è stata ripresa un po' da tutti i giornali, l'abbiamo ripresa anche noi da un comunicato dei carabinieri, di un ragazzo, un giovane di Chioggia, che è stato arrestato in flagranza di reato perché trovato con un vasto assortimento di armi, sia da fuoco ma anche, diciamo, armi da taglio. E riteniamo di avevamo detto ieri che le ipotesi sono due: o è un collezionista maniaco, purtroppo ogni tanto sui giornali sentiamo notizie. L'anno scorso c'è stato uno appunto che gli sono scoppiate le bombe in casa, collezionava bombe della prima guerra mondiale, oppure qualcuno legato al crimine. Riteniamo invece di aver individuato che la persona che appunto che è stata arrestata, che adesso appunto non è in galera e sarà in attesa di processo. Si tratta di un giovane che già in adolescenza si era, diciamo, reso protagonista di un fatto particolarmente grave, che però per fortuna non aveva avuto particolari conseguenze, gravi conseguenze, e che evidentemente questa passione, più che passione deve essere una mania, è continuata anche, diciamo, quando è diventato più grande, fino a quando qualcuno, questa è una nostra ipotesi, probabilmente un familiare oppure forse una fidanzata, ci si sono resi conto che insomma questa passione era qualcosa di naturale, che avrebbe potuto terminare, diciamo, in qualcosa di molto grave. Quindi non una persona legata alla malavita, una persona che forse aveva qualche idea di fare rapine o cose del genere, ma invece una persona che fin dall'adolescenza ha avuto queste manie e se le portate avanti fino in età più adulta. La speranza è adesso che possa fare un percorso di recupero e uscire da questa fissazione, perché evidentemente si tratta di una brutta fissazione, insomma. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Da mercoledì prossimo il transito sul ponte Caneva sarà interdetto per lavori di restauro. Verrà installata una gru nella stradale Caneva e un pontone di appoggio sul Canal Vena a ridosso del ponte. Si tratta di lavori di restauro determinanti per la stabilità del ponte, lavori che dovevano iniziare da anni, ma con le traversie legate ai finanziamenti del Mose hanno di fatto bloccato il Consorzio Venezia Nuova, ente competente al restauro dei ponti sul Canal Vena. Senza ombra di dubbio, il cantiere non potrà non impattare sulle attività e sugli esercizi situati in Riva Vena e anche quelli situati a ridosso del ponte lato Chioggia Centro. Ma d'altra parte si tratta di interventi che dovevano essere iniziati da anni e tutti ci ricordiamo di quello che è successo al ponte di Genova. Non siamo contrari che i ponti del Vena vengano restaurati, riferiscono alcuni esercenti, ma proprio all'inizio della bella stagione dovevano iniziare? E ancora, ma se erano così urgenti, come mai sono stati rinviati per consentire le riprese del set Odio il Natale? Insomma, una situazione difficile, da una parte l'esigenza di intervenire sui ponti dopo anni di ritardi, dall'altra la salvaguardia delle attività economiche che si sostengono con gli incassi della bella stagione. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.
Per il terzo anno alla scuola media Pascoli, secondaria di primo grado, si terrà l'evento Easter Egg Hunt, che si svolgerà il prossimo 30 marzo. Evento atteso dagli studenti che si cimenteranno nel ritrovamento di 190 uova nel giardino della scuola. Il giardino sarà suddiviso in 5 zone di ricerca e saranno 19 le squadre a partecipare. Sembra una gara facile, ma facile non è. Ogni uovo ritrovato, in ordine sequenziale da 1 a 10, deve corrispondere alla risoluzione di un quesito sulle varie materie di studio, a seconda dell'anno di frequenza. Ogni ragazzo si mette alla prova individualmente, ma del suo risultato beneficia la squadra. Saranno le prime 3 squadre a essere premiate con una grande campana di cioccolato alla prima classificata, un uovo di cioccolato per la seconda e per la terza. Al termine ci saranno dolcetti e ovetti per tutti. Sarà illustrato mercoledì 22 marzo in sede di Sesta Commissione Consiliare il progetto di legge 96, di cui il consigliere Centenaro Lega Liga Veneta è il primo firmatario, in cui viene chiesta l'istituzione della giornata ecologica regionale. Il parere favorevole al progetto di legge è già stato dato dalla seconda commissione e dal Consiglio delle Autonomie Locali. Si tratta di un progetto ambizioso che renderebbe la Regione del Veneto ancora più sensibile nei confronti dell'ambiente, in questo periodo in cui le tematiche ambientali e l'economia green sono particolarmente percepite dall'intera società. Secondo il consigliere Centenaro è giunto il momento in cui tutti i comuni del Veneto devono riunire le proprie iniziative legate alla sensibilizzazione sulle problematiche riguardanti l'ambiente in un'unica grande giornata. La proposta mira a istituire quindi la giornata ecologica regionale, una giornata da celebrare annualmente in una domenica tra i mesi di aprile e giugno, volta a sensibilizzare i cittadini del Veneto e a promuovere una cultura che rispetti l'ambiente e a combattere l'inquinamento. Durante la giornata ecologica andrebbero messe in pratica iniziative per favorire la sensibilizzazione e la crescita di una consapevolezza sui temi dell'ambiente, del clima, dei cambiamenti climatici e dell'uso sostenibile delle risorse naturali. Queste permetterebbero di convergere l'opinione pubblica sulle tematiche della sostenibilità per analizzare la situazione attuale e proporre soluzioni concrete. Sarebbe una giornata in cui tutti sarebbero invitati a prendersi cura della terra o a fare qualcosa che possa contribuire a un cambiamento. Potranno essere coinvolti gli enti locali, gli enti gestori dei servizi ambientali, associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e istituti scolastici di ogni ordine e grado, e le iniziative godrebbero del patrocinio regionale e dell'utilizzo del logo. Il consigliere conclude la presentazione spiegando che sarebbero ammesse le iniziative di pulizia delle plastiche o quelle dirette a realizzare ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della giornata, e promuovendo le azioni di volontariato si andrebbe a promuovere la figura di volontari per salvaguardare parchi e riserve e qualsiasi proprietà e indisponibilità dell'ente locale. Da sabato scorso alla Loggia dei Bandi si trova un'installazione di uno scultore veneziano, il maestro Giorgio Bortoli, ricca di significato. Il nome dell'opera è A passo di donna e si tratta di un'opera itinerante che vuole rappresentare la tragedia della violenza di genere sulle donne, ma soprattutto l'invito a valorizzare la donna.
A suo tempo venne presentata anche al Lido di Venezia durante la mostra del cinema. Alta 2 metri, rappresenta una scarpa décolleté da donna con un vertiginoso tacco a spillo, rossa come l'iconografia comune vuole, realizzata in compensato marino, sostenuta da una mano in rete metallica, decorata con vetri di Murano, altro materiale che lo scultore ama adoperare anche per valorizzare il prodotto della vicina isola. A realizzare la statua collaborarono anche alcuni alunni del Politecnico Calzaturiero di Stra e Istituto Tecnico Cosmo. Ancora per qualche giorno la si può ammirare alla Loggia dei Bandi a Chioggia. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 21 marzo, è la Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!